valore di questi treni, che sono questi che non vedete, un modello è questo coperto, poi lo vedremo appena finita la manifestazione qua all'interno, fuori, verrà alla stazione di Borgo. Sono 4 treni, 3 sono già a Catania, uno sta ancora in Polonia. Sono treni di concezione più moderna rispetto a quelli che abbiamo e abbiamo revampizzato, quindi hanno caratteristiche prestazionali e di comfort molto più elevate, hanno delle velocità molto più consistenti, dovremmo poi vedere in linea come riusciamo a consentire la compatibilità. Hanno una capienza come dovrebbero essere circa 110 persone sedute, 110 posti a sedere per un complessivo di circa 190 posti. Il servizio molto probabilmente con questi lo faremo nella tratta verso Catania per potenziare e migliorare il servizio, dovrebbe essere l'inizio di un nuovo. Sono 4 che io spero di mettere in esercizio almeno entro fine gennaio, massimo i primi di febbraio, perché hanno anche dei carrelli nuovi, nuova progettazione, e per cui ci servirà qualche test in linea un po' più approfondito e un po' di pre-esercizio per un periodo leggermente più lungo. E sempre con lo stesso accordo, se tutto funziona con lo stanziamento dei fondi, che saranno fondi regionali, cerchiamo di prendere un altro lotto di treni, minimo di 3, sperando eventualmente se riusciamo a fare 4. Quanto sono costati? Questi sono costati circa 14 milioni di euro, compreso tutte le spese, e quindi lo stesso secondo lotto ogni treno costerà uguale perché è all'interno dell'accordo quadro.